Omicidio a Vittorio Veneto dopo una violenta lite in casa. Un 57enne è stato ucciso dalla compagna e da un'amica che viveva in casa con loro. L'uomo prima bastonato e poi soffocato. Autonomia, oggi il nuovo vertice a Roma mentre soffiano i venti di crisi sul governo. L'ultimatum di Luca Zaia, oggi è una giornata epocale: o questo governo si mette a lavorare per l'autonomia oppure sarà inevitabile l'inizio della fine. Torna lo spettro West Nile, il reparto malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, ricoverato un uomo di circa 70 anni di Maserata. La Commissione parlamentare antimafia a Venezia in questi giorni, dal capoluogo lagunare a Caorle passando per Eraclea, un quadro definito inquietante. Incredibile vicenda tra la Marca e il veneziano. Autista di pullman svizzero lascia 55 ragazzi in gita in autogrill per andare a Jesolo e riposare. Aveva concluso le sue 9 ore di viaggio. Lavori in corso, lunghe code sulla tangenziale di Padova. Alle 9 di questa mattina le ruspe hanno dato il via all'abbattimento del vecchio ponte di via Vigonovese, il varo del nuovo ponte metallico entro i primi 10 giorni di agosto. Le ceneri del generale Iroso, ultimo mulo in servizio a un corpo militare alpino, saranno deposte oggi alle 18 alla base del monumento delle pene nere presso la pieve di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, dunque avete sentito dai titoli l'omicidio a Vittorio Veneto con un 57enne che è stato prima bastonato e poi soffocato dalle due donne con cui viveva in casa in zona Serravalle. La compagna e un'amica della compagna, un'amica giovane, una 24enne, lui è un 57enne, la compagna è coetanea. Una violenta lite in casa, ancora poco si sa dei motivi di questa lite, si sa soltanto che c'è stato l'intervento stamane dei carabinieri per il ritrovamento del cadavere del 57enne. Fra poco ci collegheremo con Giampiero De Luca a Vittorio Veneto, che sta seguendo questa vicenda con noi, quindi torneremo su questa vicenda, su questo omicidio. Le due donne adesso sono in ospedale in attesa di fermo, sono state già sentite in parte dai carabinieri per capire anche le motivazioni di questa violenta lite, appunto sfociata in un omicidio. Allora, in attesa di collegarci con Vittorio Veneto e con Giampiero De Luca, il tema dell'autonomia è molto importante perché oggi c'è di nuovo il vertice a Roma sull'autonomia e Salvini a quanto pare non sarà presente, Di Maio sì, insomma i venti della crisi di governo soffiano anche sul tema dell'autonomia. Consiglio dei Ministri e vertice sulle autonomie. Salvini non ci sarà, Di Maio sì, e prova a ricucire con l'alleato di governo dopo le 24 ore più difficili degli ultimi 12 mesi, tra minacce di crisi, attacchi frontali e tensione altissima. Non vedo governi diversi da questo. Se questo governo non ha più senso di andare avanti, perché i no prevalgono sui sì, e allora la via è quella del voto. Sperando che non ci siano maggioranze raccolte sul marciapiede perché qualcuno non vuole mollare la poltrona. Il vice premier pentastellato tende una mano. È auspicabile che oggi ci parliamo e ci vediamo, è giusto che ci incontriamo, ci chiariamo ed andiamo avanti perché c'è il Consiglio dei Ministri ed il tavolo sull'autonomia, ha detto stamane Di Maio, dopo il lungo videomessaggio nel quale ieri replicava duramente alle accuse dell'alleato. Se la Lega vuole far cadere il governo, lo dica chiaramente, non c'è bisogno di tutta questa roba, addirittura con delle falsità contro il Movimento 5 Stelle ogni giorno. Se la Lega non vuole più che questo governo vada avanti, se ne prenda la responsabilità. Ma con questo clima si fa male al Paese, non è che si fa male al Movimento 5 Stelle. Il tema non è il Movimento, il tema è che con questo clima di tensione continua si fa male al Paese. Le prossime ore ci diranno cosa accadrà ed il nodo autonomia sicuramente avrà un peso in negativo o positivo sui rapporti tra le due forze al governo. Se vogliamo continuare a lavorare c'è il bisogno di sì, che sono importanti per poter passare all'attuazione. Siamo due forze politiche diverse, ci siamo unite con un contratto, ma non basta più un contratto, serve anche una visione di intenti più forte, ha detto poco fa il sottosegretario leghista al lavoro Claudio Durigon. Intanto dal Veneto, appunto con questo clima, arrivano parole importanti dal presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha detto oggi è una giornata epocale, la storia ci consegna in mano una grande opportunità. O questo governo si mette a lavorare pancia a terra e comincia a scolpire per bene il blocco di marmo per fare uscire un'opera d'arte che si chiama autonomia, oppure sarà inevitabile l'inizio della fine. Sentiamo
le ultimissime parole del governatore Luca Zaia raccolte poco fa da Lucio Zanato. Si dovrebbe parlare in teoria ancora di autonomia, diciamo che è centrale nell'agenda del governo, quindi questo Paese. C'è un problema con questa intervista a Luca Zaia, la riproporremo fra poco. Allora, il primo caso di West Nile nella provincia di Padova, un 70enne di Maserà ricoverato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono discrete anche se la prognosi rimane ancora riservata. Primo caso di febbre del Nilo a essere colpito un uomo di circa 70 anni che vive a Maserà. L'uomo in questo momento è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova. I primi test effettuati in laboratorio hanno confermato la presenza del virus nel suo sangue. Si attendono ora nuovi accertamenti clinici per capire se si tratta o meno della forma neuroinvasiva. Nonostante la stagione estiva diversa rispetto al 2018 e nonostante i provvedimenti e i piani adottati dai vari comuni, il virus in Veneto è tornato a farsi vivo. Nel 2018 la provincia di Padova era stata una delle più colpite. Allora ci colleghiamo adesso con Vittorio Veneto, dove vedo Giampiero De Luca, lo vedo in zona vicino all'abitazione di Serravalle dove è avvenuto l'omicidio. Allora Giampiero. Buongiorno, siamo in via Cal dei Romani a Serravalle, a Vittorio Veneto. Come potete vedere qui alle mie spalle c'è la villetta dove abitava Paolo Via con le due donne. Stanotte è arrivata una telefonata, una segnalazione al centralino dei carabinieri per una violenta lite. Quando sono arrivati i militari dell'Arma hanno trovato Paolo Via riverso a terra in un lago di sangue. Subito sono partite le indagini da parte della compagnia dei carabinieri di Vittorio Veneto e da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo sarebbe stato prima bastonato e dopo soffocato da queste due signore che vivevano con lui. Attualmente in questo momento le donne sono ricoverate all'ospedale di Vittorio Veneto, non sono in stato di fermo, sono state ascoltate dal magistrato di turno che stanotte è venuto sul posto. Noi abbiamo ascoltato alcune persone vicini di casa che non avrebbero sentito nulla stanotte, non si sarebbero accorti di nulla, ma solamente delle ambulanze e delle radiomobili dei carabinieri giunti sul posto. In questo momento è tutto chiuso, i carabinieri, la scientifica ha lasciato da poco la villetta. A fianco alla villetta abitano alcuni dei familiari di una delle due donne. Ricordiamolo, una avrebbe 25 anni e l'altra all'incirca una cinquantina. Ancora non sono chiari i motivi di questa lite. Si racconta che l'uomo, comunque disoccupato, la mattina usciva di casa molto presto per ritornare la sera, non aveva rapporti con nessuno. La madre di una delle due si è chiusa, non ha voluto parlare con nessuno, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, è stato solo lo zio che non ha sentito nulla e ha visto solamente le radiomobili dei carabinieri arrivare sul posto. Ha accolto anche la testimonianza dello zio della compagna, è vero? Sì, ho raccolto la testimonianza dello zio che non ha voluto rilasciare troppe informazioni, ha detto che comunque erano persone abbastanza tranquille. Ecco, allora ti fermo un attimo. Ti fermo un attimo Giampiero, perché allora la sentiamo subito e dopo torniamo da te. Allora, sentiamo la testimonianza dello zio della compagna del 57enne ucciso. Ha sentito qualcosa lei? No, niente, zero, non ho sentito niente, ho visto solo il lampeggiante, l'autoambulanza e basta. Lei è lo zio? Sì. Di una della signora? Sì. Della compagna? Sì. Non si erano mai bisticciati in
Non so, perché io abito di là, prima metro, e dopo gli affari suoi sono suoi. Come si sente? Niente, tranquillo, non posso parlare. Una cosa, ma erano buoni i rapporti? Guarda, non so, non saprei. Intervista. Hai raccolto, Giampiero, allora per adesso insomma ben poco si sa insomma della movente di questa lite che ha scatenato poi l'omicidio. Sì, non si sa molto su quanto avvenuto stanotte, forse una lite per motivi economici ma anche per rapporti non buoni tra le tre persone che vivevano all'interno di questa villetta. Non si sa. Grosso modo non si sa ancora nulla perché le donne non sono state ancora ascoltate dal magistrato, in questo momento sono in ospedale, dovremo aspettare stasera per sapere qualcosa di più sul movente e su cosa ha spinto a bastonare prima il signor Paolo e dopodiché soffocarlo nella stanza da letto. Grazie, allora, grazie a Giampiero De Luca, allora aggiorneremo questa sera con i nostri servizi da Vittorio Veneto. Adesso torniamo a parlare degli incidenti stradali, c'è ancora l'eco di quanto abbiamo visto ieri, il funerale a Musile di Piave con oltre 5.000 persone per i 4 ragazzi morti, ma anche nella Marca Trevigiana, come sapete sono giorni e settimane difficili con tanti purtroppo incidenti mortali, soprattutto in questi ultimi giorni con vittime Centauri. Allora il punto della situazione con il dirigente della Polizia Stradale di Treviso. Un'estate drammatica, quella del 2019 sulle strade del Veneto, che hanno visto, specie negli ultimi giorni, una vera e propria impennata degli incidenti mortali. Le 4 giovani vite stroncate sulla Jesolana, i 3 motociclisti morti nella Marca nell'ultima settimana, una lunga scia di sangue che preoccupa anche le istituzioni, tanto da far intervenire il capo della polizia. Proprio in questi giorni il capo della polizia, il prefetto Gabrielli, ha chiesto un'intensificazione della nostra presenza sul territorio, a noi come a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, proprio in virtù di un weekend davvero tragico per l'incidentalità in Italia, e purtroppo noi a Treviso non facciamo eccezione, nel senso che stiamo vivendo sicuramente un inizio di estate, una primavera, un inizio estate davvero pessimo dal punto di vista della mortalità, e quindi è necessario un intervento in più. Sulle strade verranno quindi potenziati i controlli, peraltro già intensificati nel periodo estivo, sia nelle serate e notti dei fine settimana, sia nei giorni di grande traffico per l'esodo dei vacanzieri. Ma, continua a ribadire la Polstrada, la repressione, pur necessaria, da sola non basta. Dobbiamo sempre ricordarci che la parte importante nella riduzione dell'incidentalità e delle vittime sta nella prevenzione, non nella repressione. Preoccupano sempre le infiltrazioni mafiose in Veneto. La commissione antimafia è arrivata a Venezia ieri per fare il punto su un fenomeno grave e troppo spesso, nonostante le cronache, sottovalutato. L'infiltrazione della criminalità organizzata in Veneto è stata al centro di un'intensa 2 giorni della Commissione antimafia, prima a Verona, quindi a Venezia, dove sono intervenuti tra gli altri il prefetto, questore, i procuratori generali presso la Corte d'Appello e il Tribunale e i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Che la situazione sia grave lo confermano le ultime inchieste che in Regione avevano portato ad oltre 100 arresti in un mese. A Venezia dove sono i punti critici? A Venezia sicuramente l'indagine della CLEA, che però oltre a quello che è già emerso, adesso è importante aprire un faro anche sul resto del litorale. Penso ad esempio a Caorle, dove in vari punti dell'ordinanza emessa dal Tribunale ci sono collegamenti tra i clan dei casalesi di Eraclea e le famiglie dell''ndrangheta che da tempo sono presenti a Caorle. Ma un altro allarme si registra persino a Venezia, al Tronchetto. Alcuni esponenti della vecchia Mara del Brenta che hanno ripreso in mano la situazione, governando appunto i flussi
dei turisti con i lancioni, ma non solo in direzione Venezia, ma anche verso le vetrerie di Murano, quindi con attività economicamente molto più redditizie. Parliamo di un giro d'affari enorme, di decine e decine di milioni, e anche di sottrazioni di risorse al Comune di Venezia. Secondo Pellicani, che si è impegnato per l'arrivo dell'antimafia a Venezia, in Veneto non c'è ancora una percezione diffusa della gravità del fenomeno. La tendenza è anzi spesso a minimizzare, se non addirittura ignorare. Noi vogliamo intervenire in 3 modi. Innanzitutto sulla ferma e decisione di interrompere queste attività di tipo mafioso. Quella delle prevenzioni, che abbiamo già detto, è una cosa in più anche sull'istruzione, sull'idea di mentalità, cioè quello di insegnare e di portare avanti una mentalità che sia antimafiosa. Inseguimento da parte dei carabinieri nella notte a Schio, un inseguimento terminato con la fuga dei ladri a piedi. Schio, inseguimento questa notte sulla via Maranese. Una pattuglia di militari della locale stazione, durante un giro perlustrativo, ha incrociato un furgone Citroën, oggetto di un furto avvenuto poco prima in una carrozzeria di Marano Vicentino. La fuga si è conclusa in aperta campagna, dove i 2 ladri si sono dati alla fuga, abbandonando il mezzo, dove all'interno sono stati rinvenuti diversi arnesi da scasso e utensili da lavoro, tutti sequestrati. Il mezzo è stato restituito al proprietario, si indaga per risalire agli autori del fatto. E adesso ci colleghiamo con Ilaria Marchiori, che ci racconta una storia davvero incredibile che si sviluppa tra la Marca Trevigiana, Cessalto e poi a Jesolo, che riguarda un autista di pullman. Ilaria. Buongiorno da Jesolo, una notizia che ha davvero dell'incredibile. Un autista ha fermato l'autobus in autostrada alla stazione di servizio di Calstorta, nel territorio di Cessalto, con a bordo 55 ragazzini, e poi se n'è andato tutta la notte lasciandoli lì. In loro soccorso la mattina sono poi arrivati gli agenti della polizia autostradale, che gli hanno dato una mano. I 55 ragazzini, tutti tra i 10 e i 17 anni, erano partiti dalla Svizzera. La meta era Trieste, dove li attendeva qualche giorno di vacanza in un campeggio. L'autista, ligio alle disposizioni previste dal codice della strada, a mezzanotte, quando ha visto la segnaletica verticale che lo invitava a entrare nell'area di rifornimento, non ci ha pensato 2 volte. Erano trascorse 9 ore esatte da quando si era messo al volante, e quindi aveva esaurito quelle contemplate dai regolamenti. Così ha fatto ingresso in autogrill col pullman per quella che sembrava una semplice tappa intermedia, mentre a quel punto ha pensato bene di chiamare un taxi, consegnando le chiavi del pullman a uno dei ragazzini, che era diventato maggiorenne a inizio mese, e si è diretto a Jesolo facendo perdere le sue tracce, tanto che le chiamate del ragazzino al cellulare sono andate tutte a vuoto. È venuto a galla il confine, neppure troppo labile, tra la coscienziosità di non proseguire il viaggio in condizioni di affaticamento psicofisico, ma anche l'incoscienza di abbandonare tutti questi ragazzini. Quindi loro, poi, non sapendo come fare ad affrontare la notte, stremati dal viaggio, hanno deciso di piantare le tende da campeggio nel giardino della stazione di sosta, dove poi gli agenti della polizia autostradale li hanno visti, hanno chiesto loro il motivo e, una volta scoperto, gli hanno dato una mano. Da Jesolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Allora torniamo a parlare dell'autonomia, e allora vediamo la breve intervista, le parole raccolte poco fa dal governatore Luca Zaia a 13 minuti circa dall'inizio del vertice romano sull'autonomia, insomma le sensazioni del governatore. Presidente Zaia, lei ha detto che oggi è il D-Day. Ma sì, guardi, oggi si dovrebbe parlare in teoria ancora di autonomia. Diciamo che è centrale nell'agenda di governo, quindi questo Paese ha capito che dovrà dare una risposta rispetto all'autonomia. Dall'altro vedo un sacco di litigi, di dibattiti, si sappia che è bene usare tutte le energie che si hanno per l'autonomia, per il programma di governo, per rispettare i cittadini, i 2.328.000 veneti che hanno votato, e non perdere tempo in chiacchiere, perché chiacchiere non servono a niente. Quindi approfittiamo dell'autonomia, lo dico a chi è a Roma, approfittiamo dell'autonomia non per far polemiche, ma per dimostrare che siamo gente seria, che diamo una risposta ai Veneti, ai Lombardi, all'Emilia Romagna e così via. Questo è quello che dico io. Però in tutto questo c'è anche un governo che, stando a quello che sta venendo fuori adesso, comincia a traballare. Non è che sul traballamento del governo salti anche l'autonomia? Ma no, guardi, io penso una cosa, che l'autonomia sarà invece il vero banco di prova, perché se non passa l'autonomia è inevitabile che messa in discussione la vita del governo. Ma non è una sfida questa, una minaccia.
è un dato di fatto, non si possono promettere delle cose ai cittadini e poi non mantenerle. Quindi l'autonomia deve essere, io spero diventi il banco di prova per ripartire un bel colpo di reni, lavorare pancia a terra, utilizzare energie per dare risposte ai cittadini e non per litigare. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale, andiamo a Padova, lavori in corso, lunghe code sulla tangenziale. Alle 9 di questa mattina le ruspe hanno dato il via all'abbattimento del vecchio ponte di via Vigo Novese. È sabbia, non è cemento, è sabbia. Impressionante da vedere e da sentire. Ore 9, Corso Argentina, ruspe in azione per abbattere il ponte su via Vigonovese. Le fauci meccaniche spalancate pezzo su pezzo mangiano quei quintali di ferro e cemento armato che per decenni hanno sostenuto il viaggio dei padovani. Settimana cruciale questa per il più importante cantiere aperto in città, con l'abbattimento anticipato rispetto alla tabella di marcia. Ecco, sono mesi che abbiamo preparato questo intervento, qui sotto già le basi del nuovo ponte sono pronte, ecco, e nei prossimi 3-4 giorni insomma proseguirà l'abbattimento. Cantiere in piena attività sia qui in via Vigonovese sia nell'azienda dove il nuovo ponte è di fatto quasi pronto. Si sta già montando assemblando il nuovo ponte lontano da qui, che verrà trasportato e montato poi le prossime settimane sui basamenti realizzati. Ora stiamo patendo, ma anche il quartiere di Camin con questo cantiere, dei disagi, dei rallentamenti alla circolazione, ma è evidente che un lavoro di questo tipo, lo stiamo vedendo alle mie spalle, non può che essere un lavoro ingombrante, ma allo stesso tempo, per le ragioni che ho detto prima, necessario. Attese le code, si sono puntualmente confermate con la chiusura dell'intera corsia di marcia in direzione sud. Padovani e pendolari pazientano, del resto per ora il cantiere sta bruciando le tappe. Siamo in anticipo di una settimana nonostante il mese e mezzo di pioggia che abbiamo avuto diverse settimane fa e i ritardi accumulati. Siamo riusciti a recuperare i ritardi ed essere davanti alla tabella di marcia. È importante l'efficienza in queste situazioni perché noi dobbiamo ridurre i disagi che sono inevitabili ma che ovviamente vogliamo contenere al massimo. Entro i primi 10 giorni di agosto il manufatto metallico assemblato in azienda sarà posizionato in elevazione in quella che diventerà la sua sede. Questo è l'impegno per riuscire a chiudere il cantiere entro la prima settimana di settembre. A Belluno adesso botta e risposta tra operatori economici e amministrazione comunale sul futuro del Nevegalla. Perché non sappiamo del nostro futuro, soprattutto non c'è quello che a noi manca, o che almeno non sappiamo, diciamo, il dialogo tra le istituzioni che possa essere comune, provincia, regione. Soffriamo invece il fatto di non avere strutture ricettive adeguate proprio sul colle e il problema degli impianti di risalita che, come è noto, sono in grande affanno e che quindi, se non esisterà un'alternativa, rischieranno di chiudere. È una partita aperta quella sul futuro del Nevegalla, ma il risultato è quanto mai incerto perché pare manchino i presupposti per un auspicabile rilancio del colle bellunese. Da un lato il cambio del quadro normativo che dal 2015 ha impedito ai comuni di ripianare le perdite delle società partecipate, un dettaglio tecnico che improvvisamente ha fatto mancare l'apporto dell'amministrazione bellunese che per decenni ha ripianato i debiti accumulati dagli impianti di risalita, tant'è che tutt'oggi Palazzo Rosso sta pagando i mutui accesi per coprire le perdite. Dall'altro la mancanza di dialogo denunciata dagli operatori economici del colle. Noi sicuramente siamo la parte attiva, la parte economica che può fare anche la differenza, che però fino adesso non siamo stati interpellati. Il Comune è disponibile a mettere €500.000 in una nuova società, non perché non ci vada bene l'Alpe Nevegal, ma perché normativamente non è possibile entrare nell'Alpe Nevegal. La Regione sta lavorando a un business plan molto ambizioso, il Comune guarda a una nuova società. In mezzo c'è stata per la prima volta anche una manifestazione in piazza a sostegno del colle bellunese. Nel frattempo le settimane passano e oramai oltre la boa della metà di luglio si dovrebbe già essere all'opera per
per la programmazione della stagione invernale. Quella appena passata è andata bene. Alla scuola di sci nell'ultimo anno sono stati avviati alla pratica 3.600 bambini che in assenza di un futuro dovranno migrare verso le altre stazioni sciistiche bellunesi. Io credo che Nevegal sia una stazione importantissima per lo scenario veneto, bellunese, è di supporto a tutte le altre stazioni limitrofe. E chiudiamo con Iroso, perché le ceneri dell'ultimo mulo in servizio a un corpo militare alpino saranno deposte oggi alle 18 alla base del monumento alle penne nere presso la pieve di Sant'Andrea a Vittorio Veneto, una cerimonia che vi racconteremo proprio nel corso del telegiornale del Veneto e anche poi del telegiornale di Treviso. Addio ufficiale dunque al generale Iroso. È arrivato anche un messaggio proprio in queste ore dal governatore Zaia che dice merita di essere considerato un vecchio alpino per quanto rappresentato per le penne nere, ma io lo sento anche come un vecchio amico. Siamo in chiusura, dicevamo, ore 13 fra pochissimo e poi 20:10 questa sera. Questa sera ci occuperemo alla vigilia dei 50 anni dello sbarco sulla Luna, 20 luglio 1969. Questa sera parleremo proprio di quel giorno e quelle ore in cui l'uomo toccò la Luna. Lo faremo con Luca Nobili, il direttore del Planetario di Padova, e con Roberto Ragazzoni, direttore dell'Osservatorio Astronomico sempre di Padova. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Meteo. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, avremo sempre un tempo pressoché stabile, ma non si esclude una certa variabilità, in particolare sui settori alpini. Ecco il dettaglio di venerdì 19 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio più nubi con qualche veloce temporale sui monti bellunesi, mentre altrove si manterrà in genere stabile. Temperature stazionarie con minime tra 16 e 21 gradi, massime comprese invece tra 26 e 29 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo risulterà infatti sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove il sole sarà protagonista al mattino. Col passare delle ore saranno possibili occasionali acquazzoni un po' su tutta la nostra regione, in esaurimento comunque entro la serata. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime tra 30 e 31 gradi circa. Bene, dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.